Michele Sodano, candidato nel collegio uninominale di Agrigento per la Camera dei Deputati. Questa scelta che è caduta su di lei di essere candidato qui nel collegio uninominale, ho letto direttamente a quanto pare dai vertici del Movimento 5 Stelle, a cosa sono stati dovuti? Sicuramente il Movimento 5 Stelle ha voluto puntare su una società civile, allargare quello che già era una base fortissima e appassionatissima dei meetup, con delle figure appunto che potevano andare a raccogliere anche il consenso di chi sia a destra e a sinistra non si rispecchia più nelle formazioni politiche precedenti. Il Movimento 5 Stelle è nato proprio per questo motivo, per fare partecipare tutti i cittadini al progetto politico. Infatti è questo quello che è mancato in questi anni, dei cittadini che potessero prestare questo servizio alla politica e determinare quindi politiche appunto che possano andare nella direzione di quelle che sono le necessità dei cittadini. Le criticità nel collegio sono tante, come pensa di quale sarà il suo lavoro per cercare di migliorarle? In particolare cosa ha fatto lei per questa terra? Io sono appena ritornato in Sicilia, dopo 10 anni sono ritornato dopo aver studiato fuori e lavorato fuori. Quello che ho fatto è tornare per voler prestare un servizio per la mia terra, conosco i problemi dei giovani e conosco le soluzioni. Sono ispirato dai modelli di welfare state danese, visto che ho vissuto gli ultimi 4 anni in Danimarca, e sono convinto che il ruolo dello Stato possa essere centrale per appunto risolvere i problemi dei cittadini. Bisogna prestare più attenzione sui temi fondamentali come il lavoro. Il lavoro deve essere incentivato e ci devono essere degli investimenti su settori strategici. Qua abbiamo un potenziale enorme che deve essere appunto colmato dall'azione politica direzionata appunto non agli interessi personali ma appunto alla popolazione, alla collettività. Il Movimento 5 Stelle ha tutta la credibilità per farlo, noi rinunciamo appunto e vogliamo rinunciare ai vitalizi e ai privilegi della politica e metterci a servizio della cittadinanza, coinvolgendo tutti, sperando che tutti possano essere parte di questo grande progetto. Come vive la base in questo momento questo problema che è uscito fuori, che molti dei vostri deputati non versano il micalizio facendo dei finti bonifici? Ecco, come lo spiegate alla gente? Ma la cosa più importante qui è che noi abbiamo restituito 32 milioni di euro, un'azione innovativa, radicale, una rivoluzione proprio all'interno della politica. Sicuramente ci sono stati alcuni parlamentari che non hanno rispettato questo vincolo e sono stati già allontanati, ma il concetto fondamentale è questo, che c'è tutto l'interesse di occuparsi della cosa pubblica anche facendo a meno degli enormi privilegi appunto che sono destinati alla politica, e la stiamo vivendo bene perché è un movimento, nella parola stessa è qualcosa in evoluzione e ogni tappa ci serve a migliorarci, appunto ad essere sempre più efficienti e servire sempre meglio la collettività italiana.